amore, tua moglie cucina bene. Se no fa tanto amore, tuo marito ristorante. Fai bene amore, ascolta Massadore. I Norcini del Rock festeggiano i 10 anni. Los Massadores, la band trevigiana che canta in dialetto ed ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, si prepara alla grande festa di sabato sera a Villa Emo a Vedelago. Dalle prime cover vestiti da pagliacci nel bar del paese alla notorietà con il brano Ioani, scritto per raccogliere fondi dopo la devastante tromba d'aria di Vallà. Ma Ioani, cori svitto vien qua, nel Garabaltar tutti i fruttari, e paria il demonio, sacramento, guarda quanti maiani. Famosi ma ben radicati sul territorio, tanto che uno dei componenti della band, Matteo Guidolin, nel 2014 è diventato sindaco di Riese Pio X, coniugando l'attività amministrativa con quella musicale. Non è facile coniugare le due cose, ma ci proviamo, insomma. Comunque noi festeggeremo questi 10 anni di tristezza per la musica italiana, perché il nostro evento ha portato solo scarsezza di qualità alla musica italiana, ma scherzi a parte, cercheremo di ripercorrere la nostra carriera in una serata speciale con un sacco di ospiti, in un contesto che è incredibile, che è quello di Villa Emo, che è un patrimonio dell'umanità come noi. Scherzo. E sarà speriamo sia una serata molto divertente per chi sarà presente. E ora che facciamo anche un biscotto, e che sempre da contarmi di a Cecilia, de Sorea, di a Fertilla, del Pio de Sonevoda, di a Comare, di Ginetta, che l'è andato a caffè, anche il che sposa a Cosetta, che a pagasso suocero.